Grazie a tutti quelli che mi stanno sostenendo. Mamma e papà, abbiate cura di voi. Io sono forte e resisterò fino alla mia liberazione. Queste le parole che Alberto Trentini ha detto al telefono a mamma Armanda e papà Ezio. Per la terza volta, da quando si trova ingiustamente detenuto a Caracas, il nostro cooperatore veneziano ha potuto chiamare a casa la sua famiglia. Uno squillo al telefono che è anche uno squillo di speranza. Grazie a chi si sta impegnando per la sua liberazione, ha scritto in un post la famiglia confermando l'avvenuta telefonata insieme all'avvocato Alessandra Ballerini. È una vicenda complessa che ha bisogno di tutte le luci accese, come sta accadendo finalmente in sede nazionale e in sede regionale nel Veneto. Un forte appello alla liberazione del nostro connazionale in carcere dal 15 novembre 2024 è arrivato anche dalla marcia Perugia-Assisi, da dove si trova lo stesso Giulietti, che dice: E anche da qui è partito un appello da parte di tutte e di tutti, affinché Alberto possa tornare a casa il prima possibile. Si dovrà ora anche capire che riflessi potrà avere sullo scenario internazionale il premio Nobel per la pace 2025, assegnato a Maria Corina Macedo, una delle più convinte oppositrici al regime dittatoriale di Maduro. La mamma e Alberto hanno ringraziato chi si sta occupando di lui, ma è esattamente il contrario. Siamo noi che dobbiamo ringraziare i suoi genitori che stanno vivendo una tragedia. Non possiamo che ringraziare l'avvocata Ballerini, le amiche e gli amici e chiunque ricordi il suo nome ogni giorno.